L'assessore servizi sociali del comune di Agrigento, Marco Pullo, informa i cittadini che sono pronti gli avvisi pubblici per il SAD, servizio assistenza domiciliare, un servizio per gli anziani non autosufficienti, utilissimo per chi necessita di assistenza, servizi alla persona indispensabili per alleviare i disagi degli stessi. Il comune di Agrigento, con i finanziamenti del piano di zona 2018, 2019, 2019 2020 offre ai cittadini agrigentini dei comuni del distretto sociosanitario di Uno, che sono Agrigento, Aragona, Favara e Raffadali, il servizio di assistenza domiciliare anziani tramite voucher digitali. L'avviso è rivolto anche agli operatori economici che dovranno accreditarsi per la fruizione del servizio. Le domande ai beneficiari e degli operatori economici dovranno essere presentate tramite piattaforma telematica secondo le modalità descritte nell'avviso pubblicato sull'home page del Comune di Agrigento nella sezione Avvisi. Il SAD è un servizio di assistenza domiciliare caratterizzato dalla presa in carico degli anziani parzialmente autosufficienti o a rischio di perdita dell'autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che non necessitano di prestazioni sanitarie domiciliari, ma che richiedono un supporto per lo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana attraverso un complesso di prestazioni socioassistenziali secondo i bisogni e le condizioni di salute di ciascun utente. Le prestazioni sono attuate a domicilio, tra queste igiene e cura della persona, governo e igiene dell'alloggio, aiuto nella preparazione e assunzione dei pasti e nella gestione delle attività quotidiane, all'interno e all'esterno dell'abitazione, aiuto alla mobilità, deambulazione, mobilitazione del soggetto allettato, sostegno morale e psicologico, disbrigo pratiche varie, tra cui autorizzazioni per richieste mediche, esenzioni, ticket, esami clinici, richiesta contributi, commissioni varie, servizio di spesa a domicilio, attività di sensibilizzazione al vicinato finalizzato alla riscoperta del valore della solidarietà e conseguenza a offrirsi risorsa umana a supporto dell'anziano, costituendo così un valido deterrente per il rischio di emarginazione ed isolamento della stessa persona. Ricordiamo quindi che le domande vanno presentate dalle ore 18 del 24 gennaio fino alle ore 24 del 23 febbraio, seguendo le iscrizioni che ci sono nel sito del Comune di Agrigento. I beneficiari saranno individuati tramite la stesura di una graduatoria e lo stesso beneficiario potrà scegliere l'operatore economico supportato dall'impiegato comunale sulla piattaforma Servizio Sociale Digitale.